semplicemente la tua radio. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Sei tu che mi manchi. Ebbene sì, mamma mia. Che voce. Ti sta ascoltando anche Clarissa, perché questi minuti di ritardo sono dovuti al fatto che la bella vita di noi mamme lavoratrici ho portato Clarissa alla camera e che ti sta ascoltando cantare. Ma ciao tesoro, dimmi che ti sei presa un bel gelato e te lo stai mangiando alla faccia mia. Dai, saluta, di ciao Antonino. Ciao. Ciao patata, bella. Eccola qua la piccola Clarissa. Amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è, ahimè, l'ultima puntata per questa stagione dell'altra metà della radio. Io voglio salutare, come sempre, le mie due castellane. Una è la castellana Sveva in regia, l'altra è la responsabile del dipartimento castellane di questa radio, cioè la castellana in chief Laura Ravetto, che oggi è la anche responsabile castellana è troppo bella. Devo chiedere a Matteo Salvini di cambiare nome al dipartimento. Mi piace sì, così troppo. È la volta buona che mi cacciano da questa radio e non se ne parla più. Impossibile, sei troppo essenziale. Vabbè, tu parli perché sei di parte, ecco qua. Senti, allora, intanto buongiorno, ben trovate tutte e tre, visto che questa è una puntata proprio a un alto tasso di femminilità. Ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222 se volete partecipare attraverso il telefono, oppure 340 670 per la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. E allora, intanto, Laura, i saluti e i ringraziamenti li facciamo alla fine, perché mi piace cominciare questa trasmissione partendo da quello che dicevi tu a proposito delle mamme. Ecco, la prima notizia che voglio offrirti arriva da orizontescuola.it. Laurearsi col figlio in braccio, il gesto di una maestra che cambia la normalità. Le donne possono tutto, madri possono essere tutto, madri, lavoratrici, studentesse senza sensi di colpa. Pulla il figlio con una mano, stringe la tesi con l'altra, così una maestra ha trasformato la discussione di laurea in un manifesto silenzioso di libertà e coraggio. In un'aula dell'Università di Verona il gesto di portare il proprio bambino accanto alla commissione non è solo una scelta personale, ma un segnale che rompe gli schemi e ridisegna i confini della normalità. Un'immagine che racconta senza bisogno di parole che essere madre, lavoratrice, studentessa non è un'eccezione, ma un diritto da rivendicare ogni giorno. Dietro la scelta di portare il figlio alla discussione c'è un messaggio forte: voglio dimostrare che si può fare tutto. Le donne devono sentirsi libere di lavorare, studiare, crescere i figli senza colpe o limiti imposti, spiega la neolaureata al Corriere della Sera. Il suo sogno ora è insegnare storia e filosofia alle superiori, obiettivo coltivato fin dalla prima laurea in scienze diplomatiche. Per rendere davvero possibile la conciliazione tra lavoro e famiglia, la docente veronese indica la strada: asili nido gratuiti e congedi parentali equi tra madri e padri. Il 75% del lavoro di cura grava ancora sulle donne, serve cambiare mentalità e cultura, abbassare le rette degli asili o renderli gratuiti, garantire pari diritti nei congedi, sottolinea. E allora Laura, quante volte tu hai raccontato, per esempio, delle sedute alla Camera e non avevi dove lasciare Clarissa, o anche oggi appunto Clarissa è al lavoro con te? Sì, allora devo dire che questo è un governo che ha fatto moltissimo in tal senso, no? Proprio parlando di congedi parentali, questo è il governo di centrodestra che più ha fatto sui congedi parentali, quindi ecco, diciamo che questo governo ha fatto dei passi molto avanti per le donne, per l'investimento soprattutto sulle madri. Poi sono d'accordo che ci sia ancora diciamo un salto culturale da fare. Allora vedi Antonino, io in passato quando vedevo scene come quella che tu hai raccontato oggi, pensavo vabbè, ma forse c'è anche un po' di esibizionismo, ma perché dobbiamo far vedere questa cosa? Oggi ti dico no, oggi ti dico bel gesto, ha fatto benissimo, perché mi sono resa conto che far vedere questo
al mondo, diciamo alla società, è importante. Perché troppo spesso se no uno vede una donna che si laurea, vede una donna che lavora, vede una donna che fa una cosa e non pensa al carico che c'è dietro familiare per questa donna. Quindi mostrarsi con i figli in contesti dove magari i figli sono inaspettati è un modo per dire: ricordatevi che io sono anche questo e che proprio per questo devo avere un sistema sociale che mi aiuti, oltre che familiare, certo. Certo, e mi sembra anche che sia il caso di cambiare mentalità, perché non è la prima volta che succede, per esempio, di madri che viaggiano in treno e scoprono che la vettura col fasciatoio è lontana, oppure non c'è, oppure Bravo. queste cose non ci sono e così via. E francamente E dover attenzione, cambiare come dico sempre io, la svolta ce l'avrai quando i fasciatoi saranno anche nei bagni degli uomini, perché quando io avevo Clarissa piccola e si andava in viaggio, all'autogrill ero sempre io che dovevo scendere se c'era fuori freddo o altro a portar Clarissa per cambiarla. eh beh, Invece no, parte anche da lì, mi metti il fasciatoio anche nel bagno maschile, perché magari scende il padre, giusto? certo, ma io stesso cambiavo i pannolini a mia figlia, per cui, voglio dire, sono del parere che la baracca si manda avanti tutti assieme, per cui a maggior Bravissimo. ragione ognuno deve saper fare tutto. Io non è che mi sento meno maschio se carico la lavastoviglie o stiro i panni, anzi, almeno Esatto. io la vedo così, poi magari mi sbaglio, ma forse credo sia anche questo l'esempio che bisogna dare nelle famiglie per crescere. Quando si dice, sto per uscire con una ragazza che le porto stasera, rispetto. Ecco, rispetto te lo Bravo, insegnano tutti i giorni, anche giusto. con gesti così, almeno. Io penso che sia questa la cosa più giusta da fare. E a proposito di congedi Assolutamente. parentali, cara Laura, ho qui today.it la svolta, la madre, questa è una sentenza che ha fatto molto discutere questa settimana. La madre intenzionale avrà diritto al congedo di paternità nelle coppie di donne, basta disparità di trattamento. La Corte Costituzionale ha dichiarato discriminatoria la norma che riservava il beneficio soltanto al padre biologico. E allora, cosa ha deciso la Corte Costituzionale? Anche la madre intenzionale avrà diritto al congedo di paternità obbligatorio. Con una sentenza che segna una svolta nei diritti delle famiglie omogenitoriali, la Corte Costituzionale ha dichiarato discriminatoria la norma che riservava il beneficio soltanto al padre biologico. Adesso nelle coppie di donne entrambe registrate come madri dallo Stato civile, anche la seconda madre potrà beneficiare dei 10 giorni retribuiti previsti per i neogenitori. Con questo verdetto la Consulta ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute legittimamente come genitori di un minore concepito attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero. Costoro, infatti, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della potestà genitoriale, ha rilevato la Consulta. Ok, però voglio dire, un padre si capisce perché è padre, ma la madre intenzionale, voglio dire, che maternità ha? No, guarda, questo è proprio il classico lampante esempio di quello che in questa radio dico spesso. Ti ricordi quando dico spesso che certe battaglie per le cosiddette minoranze vanno poi a discapito delle donne? Sì, Questo è il classico esempio, perché nel momento in cui un legislatore fa uno sforzo culturale e soprattutto uno sforzo di costi, di coperture, di soldi, che poi sono soldi pubblici, per dare la possibilità anche ai padri di rimanere a casa con i figli, e lo fa perché le donne possano avere più libertà di continuare i loro lavori, oltre che portare avanti la famiglia, una sentenza così rende queste misure non più praticabili. Perché se iniziamo a dire che sono estese a tutti e vanno oltre lo spirito per cui sono state pensate, cioè lo spirito era far stare a casa gli uomini coi figli, non altre donne, no? Ecco, questo è il classico esempio. Le finte battaglie.
che vanno contro i diritti delle donne. Noi abbiamo fatto questa norma perché stessero gli uomini a casa, in modo che le donne potessero lavorare. La Consulta, dicendo di fatto che ci stanno 2 donne a casa, ha vanificato l'intero spirito della misura. Ma il problema non è questa sentenza che giuridicamente tiene, perché il problema è a monte. Il problema sono altre sentenze che hanno riconosciuto la genitorialità a 2 mamme e a 2 papà. Questo è il problema. Nel momento in cui tu riconosci la genitorialità, è chiaro che per un principio di uguaglianza, allora a catena succedono tutte queste cose e vai contro lo spirito del legislatore. Tu mi devi spiegare perché io, legislatore, adesso dovrò continuare a finanziare delle misure volte a far stare a casa gli uomini se poi questi vengono utilizzati per far stare a casa le donne. Perché dovrei continuare a farlo? Per sprecare il denaro pubblico? Infatti. Ma il bello è che la Corte Costituzionale dà anche una spiegazione su chi è la madre intenzionale. La madre intenzionale è colei che, pur non avendo un legame biologico col figlio, ha partecipato attivamente al progetto genitoriale all'interno di una coppia di donne. Sì, io Quindi qua ho una provocazione. E il padre dov'è? E il padre dov'è? Perché a questo punto dovrei dare il congedo parentale non solo alle 2 madri, anche al terzo padre. Ora dai, infatti. facciamo il congedo parlamentare anche che parentale anche per il padre biologico, dai, sfasciamo le casse dello Stato. Cioè, comprendi che tutto questo è ridicolo, è ridicolo. Ma io, guarda, non è solo ridicolo, è anche questa cosa dell'intenzionalità. Cioè, l'intenzionalità. Allora io sono il fidanzato intenzionale di Laura Ravetto, peccato che lei non è d'accordo. Che senso ha? Cioè, che senso Esatto. ha? Me lo spieghi? Esatto, no, ripeto, non ha assolutamente nessun senso. E ripeto, questo è il punto che porterà a non fare più politiche per le donne. Quando io dico, guardate che insistere a dire, ad esempio, che un uomo può sentirsi donna quando vuole, comporterà il fatto che la politica non potrà più fare politiche a favore delle donne, perché comportano già dei costi alti per le donne biologiche che ci sono. Se poi iniziamo a dire che chiunque una mattina si sveglia e dice mi sento donna e quindi devo accedere a quel diritto che comporta quel costo, è chiaro che le casse di uno Stato non reggono. Quindi guarda, se ne accorgeranno i cittadini, se ne accorgeranno i legislatori, anche quelli più progressisti cosiddetti, cioè nel senso di sinistra, che poi di progressista io non ci vedo niente perché sono sempre politiche a favore delle donne. Purtroppo se ne accorgeranno tardi. Ecco. È vero, se ne accorgeranno tardi e siamo ancora a quelle battaglie di retroguardia di tutto questo mondo woke, che alla fine credono di allargare dei diritti, ma in realtà, come dice il professor Luca Ricolfi in un suo recente libro, non fanno altro che allargare l'entità e la dimensione dei capricci e degli egoismi, perché sono soldi appunto che, anziché essere usati per fare per esempio degli asili nido, vengono usati per dare il congedo alla madre intenzionale. Però sono le 14:31 minuti e 34 secondi, io ti chiedo un momento di pausa e torniamo subito. Fantastico. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. E allora, le 14:32 minuti e 3 secondi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà, Laura Ravetti e Antonino Danna al microfono con voi per l'altra metà della radio. Vi ricordo il telefono 0292 94 7222 se volete intervenire, se volete dire la vostra. E noi continuiamo la nostra rassegna stampa al femminile. Attenzione, è arrivata una zappa, Laura, te la leggo subito. Allora, non è firmata, firmatevi quando ci scrivete. Onorevole Ravetto, non crede si debba smetterla di parlare di madri lavoratrici riferendosi solo a chi ha un contratto di lavoro? Forse che le casalinghe non lavorano in servizio H24 7 giorni su 7? Sì, ma questo non è che una cosa escluda l'altra. Chi ha detto che le mamme lavoratrici non siano anche le casalinghe? Si figuri, cara signora, che io sono prima firmataria di una proposta di legge che vuole riconoscere alle casalinghe lo status di lavoratrici e che vorrebbe quindi dare una sorta di
stipendio alle donne che stanno in casa. Poi mi rendo conto che ci vogliono delle coperture importanti e quindi per ora non me l'hanno ancora calendarizzata, però voglio dire, con me sfondo una porta aperta. Ecco, io non ho altro da aggiungere. Qua non s'è mai non mi pare che in questa trasmissione sia mai uscita a qualcuno dalla bocca l'espressione tanto le casalinghe stanno a casa con una coscia sopra e una sotto, come si dice dalle mie parti. Traduciamo Esatto. per il resto d'Italia, con una coscia sopra e una coscia sotto è per indicare quando si sta a gambe a cavalcioni, comodamente seduti in poltrona. Per cui, voglio dire, non mi pare che sia uscito dalla bocca né a me né tantomeno No, a ma poi Laura soprattutto Sveva o a proprio chiunque. casca con l'unica deputata che è prima firmataria di una legge che vuole riconoscere una sorta di stipendio alle donne che si occupano della famiglia in casa. E tra l'altro Ecco, me appunto. l'hanno pure criticata perché mi hanno detto che questo potrebbe essere un incentivo alle donne a non andare a lavorare. Ma io non è che dico che bisogna dare uno stipendio che sia paragonabile a quello di un lavoro esterno, perché questo effettivamente potrebbe disincentivare la collocazione lavorativa delle donne all'esterno della famiglia e quindi o costringerle al lavoro di cura magari anche in maniera, diciamo, poco volontaria. Io dico riconoscere un emolumento a chi fa un lavoro molto faticoso e che consente spesso ai mariti di star fuori casa a lavorare. Ecco, quindi è proprio becca proprio la deputata che meno di tutte non fa, diciamo, attenzione a questo tema. Appunto, la molto meno indicata da mettere nel La molto mirino. meno indicata. E allora Però bene, benissimo, eh. cogliamo la suggestione dicendo che siamo assolutamente d'accordo. Vorrei ben dire. Senti, noi passiamo a quest'altra notizia, stavolta parliamo purtroppo di femminicidio, perché purtroppo, non c'è limite alla cattiveria, anzi alla stupidità, perché i femminicidi sono figli prima di tutto della stupidità, oltre che della cattiveria. Femminicidi a Macherio, scrive il Corriere della Sera di Milano. Geraldine Yadana Sanchez, uccisa dall'ex compagno, era scappata dal Perù con i figli per allontanarsi da lui. Se n'era parlato nei giorni scorsi. Pensate, questa povera donna, 34 anni appena, aveva lasciato Lima con i figli di 14 e 17 anni per sfuggire alle violenze del suo ex convivente. Lui però l'ha seguita e la perseguitava per tornare con lei, fermato per omicidio e maltrattamenti. Questo gentiluomo, si fa per dire, scrive il Corriere della Sera, ha ucciso l'ex compagna soffocandola alla fine di un litigio avvenuto a poche centinaia di metri dalla casa della donna a Macherio, provincia di Monza. La vittima è una 34enne peruviana, Geraldine Yadana Sanchez. L'ex compagno Alexander Villecerrez Chiglia, connazionale, è stato fermato e interrogato dai carabinieri alla presenza del sostituto procuratore Michele Trianni, magistrato di turno al momento del fatto, avvenuto poco prima della mezzanotte tra il 16 e il 17 luglio in via Visconti. Il fatto sarebbe avvenuto in un'area dismessa. A chiamare il 112 sono stati due figli della coppia, 14 e 17 anni. Preoccupati dal mancato ritorno a casa della madre, sono scesi in strada e hanno scoperto quello che era successo. Secondo quanto riferito dallo zio della vittima, un anno fa Geraldine Yadana Sanchez aveva lasciato Lima assieme ai figli per sfuggire alle violenze del suo ex convivente, nonché padre dei due figli, già denunciato più volte in Perù. L'uomo sarebbe arrivato in Italia 5-6 mesi fa e l'avrebbe perseguitata per ricominciare la relazione. In Italia la donna lavorava come badante colf. Alexander Villecerrez Chiglia è stato sottoposto a fermo per i reati e atti, per il femminicidio e per atti persecutori. Allora, la domanda è, questo si è fatto addirittura 6.000 e passa chilometri per venire ad uccidere la sua ex. Che giustizia possiamo dare a questa povera donna? Sì, no, la domanda è anche come è possibile che abbia fatto tutti questi chilometri arrivando indisturbato nel nostro paese, così uno che era stato denunciato più volte e che avrebbe dovuto avere un corso di giustizia netto, cioè il tema è sempre chiederci come mai queste persone siano a piede libero. Ora io non conosco il sistema giudiziario del Perù, però insomma è una cosa allucinante. Quest'uomo doveva già essere
tratto e fermato nel suo paese e poi non dovrebbe entrare nel nostro. Cioè, quando io dico abbiamo già gravi problemi nostri come con le nostre nazionalità, ma dobbiamo consentire a sta gentaglia di venire nel nostro paese, ma sta gentaglia non deve mettere piede sul nostro suolo. Cioè, a che titolo questo era qua? Cioè, come ha fatto a entrare? Sì, ok, probabilmente non aveva sentenze, non c'erano provvedimenti di fermo, però questo è gravissimo, cioè di una gravità assoluta. Questa gente nel nostro territorio non ci deve neanche entrare. Appunto. E invece questo signore ha ben pensato di coprire questa distanza, venire dall'altro lato del mondo per E andare ad ammazzare la madre ammazzare. dei suoi figli, Sì, rendere i suoi appunto. figli orfani di madre, cioè incredibile. Cioè un Appunto. omicida che non ha neanche rispetto per i figli, oltre che per sua moglie. Ripeto però qua, insomma, come legislatore non posso che dirti che però bisogna trovare un sistema per cui persone che sono denunciate non possono stare a piede libero. Vale per il nostro Stato come vale per gli altri Stati, cioè non è accettabile questo. Esattamente. Allora, ci avviciniamo così all'ultima notizia per quest'oggi, sono quasi le 14:40, tra una decina di minuti chiuderemo la trasmissione. Io vi ricordo come sempre 0292947222 se volete intervenire. Allora, questa è una notizia che arriva da Roma Today. Femminicidio di Martina Scialdone, ridotta la pena per l'ex, la delusione della madre della ragazza. Cosa è successo? Sono veramente delusa, mi aspettavo una conferma dell'ergastolo. Giustizia non è stata fatta, in altri femminicidi sono state avvalorate le condanne all'ergastolo. Sono le parole della mamma di Martina Scialdone dopo la riduzione della condanna per l'uomo che nel gennaio 2023 uccise la figlia. È stata infatti ridotta in appello a 24 anni e 8 mesi la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 62 anni che ha sparato e ucciso l'ex compagna fuori da un ristorante in via Melia, zona Furio Camilla a Roma. I giudici della Corte d'Assise d'Appello con la sentenza hanno escluso la premeditazione e concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti riducendo la Mamma pena. mia, di nuovo. Lo so. Riducendo la pena che in primo grado era stata all'ergastolo. Il delitto dell'avvocato di 34 anni avvenne davanti al fratello della vittima, arrivato sul posto perché preoccupato per la sorella. Bonaiuti era accusato di omicidio volontario aggravato da motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia, dall'aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, dalla premeditazione portando con sé l'arma sul luogo dell'appuntamento, essendo consapevole della volontà di interrompere definitivamente la relazione controllandone gli spostamenti grazie all'installazione clandestina di un dispositivo GPS collegato al suo cellulare. All'uomo era contestato anche il porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che deteneva per uso sportivo. La sentenza di oggi ci lascia profondamente interdetti. Resta il fatto che ormai l'aggravante della premeditazione è diventata una specie d'oggetto misterioso nel nostro ordinamento. Qui c'erano comportamenti nettissimi a carico dell'imputato, dice l'avvocatessa Alice D'Amico dell'associazione insieme a Marianna per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e sui minori, costituitasi parte civile nel processo per l'omicidio di Martina Scialdone. Resta una sensazione di stordimento di fronte a una pronuncia che defalca non solo la pena, ma anche il quadro probatorio di primo grado. 24 anni e 8 mesi non sono una pena risibile in assoluto, ma qui abbiamo un femminicidio, sottolinea, e così va chiamato nonostante la diversa opinione espressa dai difensori dell'imputato. Una giovane professionista, poco più che trentenne, una ragazza giovane dei nostri tempi che incorrendo in questo malefico, maledetto ultimo appuntamento, è stato oggetto di un assassinio così feroce. Laura. Ma allora, premesso che già mi sconvolge, gli avvocati fanno sempre il loro dovere di difesa dell'imputato, ma che ci sia un avvocato di difesa che nega la qualificazione di femminicidio in questo caso mi sconvolge, quindi ora non so se quello che dice l'avvocato dell'accusa, anzi della parte lesa, non dell'accusa, della parte lesa, sia vero, ma se è vero che l'avvocato di difesa ha cercato di derubricare questo reato a reato di, diciamo così, omicidio semplice, che non vuol dire che sia un reato da poco, per carità, però questo è un classico caso di femminicidio, quindi che già solo ci sia stato il tentativo di edulcorarlo mi fa raccapriccio. Poi guarda, qua ci sono due elementi. Uno è quello che dici sempre tu, Laura, mi dici ma non è che si possono levare le attenuanti
per questi tipi di reati in effetti sono già state molto limitate, eliminarle del tutto è incostituzionale, però cavoli questi giudici, cioè nell'applicazione delle attenuanti, a mio avviso in molti processi, soprattutto di femminicidio, sono un po' troppo generosi. E poi c'è il tema della premeditazione. Io sono molto d'accordo sull'avvocatessa. Abbiamo casi di cronaca continui di femminicidi e mai, pochissime volte, mai no, ma pochissime volte ho visto individuare la premeditazione nell'atto. Si continua a dire il raptus, il delitto di impeto, ma di cosa stiamo parlando? Ma quando ci sono situazioni di questo tipo, soprattutto quando si va a uccidere l'ex compagna, c'è quasi una premeditazione in re ipsa, perché se io ti chiedo l'ultimo appuntamento, cioè, ma di che stiamo parlando? Ti chiedo l'ultimo appuntamento perché di fronte a una donna che ti ha detto già in tutti i modi che non vuol tornare con te, tu ritieni che potrebbe tornare con te nell'ambito di un ultimo appuntamento? No, tu ti sei mostrato carino, gentile, accogliente per attirarla nella trappola, cioè è quasi una premeditazione in re ipsa, quindi io sono molto stupita dell'esclusione della premeditazione. Beh, ma poi anche, soprattutto in questo caso, uno che ha una pistola detenuta per uso sportivo, quindi ci può andare a fare solo il tirassegno E già al poligono questo, di possiamo Tirico. dirlo, è curioso. Già questo Ecco, è curioso perché io non conosco la situazione, ma immagino che il processo andasse avanti da un po', che durante un processo uno possa continuare a detenere un'arma, mi sembra veramente sconvolgente, questo sarebbe materiale di interrogazione. beh, resta comunque il fatto che uno che va all'ultimo appuntamento portandosi illecitamente la pistola che è denunciata per uso Certo, sportivo, certo, beh, è una non premeditazione penso totale. che l'abbia portata lì per dirle: "Guarda che bella pistola che Andiamo a ho tirare, comprato". no, andiamo a tirare insieme al centro Appunto. sportivo, ma è una cosa incredibile. È una cosa incredibile, cioè son basita, più che dire che bisogna far formazione sui magistrati, non so cosa dire. Perché sai, quando si dice svolta culturale, sì, ma anche nella testa di qualche magistrato bisogna fare la svolta culturale. Appunto, anche perché, qui voglio citare Giovanni Falcone nel libro Cose di Cosa Nostra. La pistola, il concetto di arma dissuasiva non esiste. La pistola non è una cosa che tu ti metti nella fondina sotto l'ascella perché vai in giro e la gente deve vedere che ogni volta tu ti Ma apri la giacca e fai ma vedere la soprattutto se è pistola. per uso sportivo. Ma Esatto, soprattutto se è per uso sportivo, come hai detto tu, non è che stava andando al centro di tiro ed è passato di lì e l'ha incontrata, no? appunto. E di conseguenza se ce l'hai lì evidentemente non era perché volevi andare a sparare, non era perché, volevi fargliela vedere e poi voglio dire, vai all'ultimo appuntamento, ti vuoi chiarire e ci vai con la pistola addosso? E allora non me la devi raccontare che non è premeditata. Però, Certo, assolutamente. ahimè, questa è la sentenza e questa prendiamo ovviamente per quello che è, le sentenze si rispettano, ma certo non so se questo sia in grado di pagare la morte di una ragazza di appena 34 anni, tu cresci una figlia, uno cresce una figlia, buone scuole, Bravo. poca giusta compagnia, per citare Francesco Guccini, questa che diventa un'avvocatessa, si affaccia alla vita, comincia a vivere, poi arriva un porco del genere e l'ammazza 24 anni e 8 mesi. Va bene. Domando se questa Incredibile. sia giustizia. Tutto Ma qui, poi sai, parlando di queste cose, no, sono madre anch'io, ho una figlia femmina, appunto. puoi capire, no, che la tensione è per tutti ed è anche diretta, no, quindi mi rendo conto che i tempi spero cambieranno, ecco. Appunto, arriva un signore del genere e ammazza una creatura che cresce. Va bene, d'accordo, come volete. Va bene, allora sono le 14:47, mancano 3 minuti alla fine della nostra trasmissione. Io vorrei chiudere con una nota lieta. Allora, intanto diciamo questo: noi torneremo in onda martedì 23 di settembre alle ore 14 con Laura, cominceremo questa nuova stagione dell'altra metà della radio. Intanto io ti voglio ringraziare per la fiducia e per il cammino che abbiamo fatto fino a qua, insomma, spero di essere stato all'altezza delle richieste e dei requisiti di questo programma. Sono io che ringrazio te, ti ringrazio perché ogni settimana prepari la rassegna stampa, perché sei così puntuale che noi abbiamo trattato dei temi che poi vengono sviluppati nei giorni successivi da tutte le televisioni.
Io credo che, voglio ringraziare anche il nostro direttore che ci consente Certo. questo spazio, perché questo è uno spazio effettivamente, lasciamelo dire, davvero che va nel senso culturale che io e te sempre auspichiamo. Questo non è uno spazio, diciamo, che sia tanto così leggero, no? Un direttore di radio potrebbe dire, va bene, ma io devo attirare le persone con cose anche magari più leggere. E invece il nostro direttore ha il coraggio anche di tenere uno spazio puramente formativo e di discussione su dei temi che non sono semplici, che certe volte sono anche tecnici e che però sono sicura, no? Se anche soltanto un ragazzo che ci ascolta ha fatto magari una riflessione in più sulla base di quello che abbiamo detto, ecco, questo è già il successo della nostra trasmissione. E quindi io sono gratissima a te, gratissima al direttore e gratissima a tutto lo staff della radio. Senti, per andare in conclusione, scusa, adesso è tempo, sarà per molti tempo di vacanze, ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che sciameranno sulle spiagge di questo paese, sarà tempo di primi amori, sarà tempo di prime cotte e primi rossori. Un augurio per i ragazzi, un augurio per le ragazze. Lasciamo un auspicio. L'auspicio è quello che hai detto tu, il rispetto. Cioè la chiave di tutto deve partire dal rispetto delle altre persone. E il rispetto della donna, dell'uomo certo, ma il rispetto della donna che si sostanzia nel non avere nessuna lontana idea di possederla. Quindi amare significa lasciare liberi, significa essere scelti, significa non imporsi. Esattamente. E noi vogliamo chiudere anche con una bella poesia di Trilussa sulla felicità. C'è Nape che se posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Io vi auguro la felicità. Sì, bellissime parole. Sì, lasciamoci quindi con un auspicio di speranza e il 23 settembre speriamo di non dover raccontare, caro Antonino, ancora eventi tragici e continui come purtroppo abbiamo dovuto fare negli ultimi mesi. Appunto, ce l'auguriamo di cuore. Laura, grazie, un bacio a Clarissa, grazie anche alla nostra Sveva. Grazie a tutti voi, ci ritroviamo alle 18:05 trattabili con Zoom e insomma the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Buone Laura vacanze a Ravetto tutti. e Antonino Danna. Buone vacanze a tutti e ci salutiamo con Gruppo Italiano Tropicana del 1983. A più tardi. Che strano sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blue Gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV, vedila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV, vedila perché è tropicana, yeah. Luce della notte, la città di San José, Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava gli hula hoop, l'uragano travolgeva i bungalow, noi stavamo lì, dimmi, non ti senti come al cinema, e stavamo lì, dimmi, come dentro un film.
al cinema e stavamo lì, bimbi, bimbi, come dentro un film, mentre la TV, vedi là perché è tropicana, yeah. Mentre la TV, vedi là perché è tropicana, yeah. Mentre la TV, vedi là perché è tropicana, yeah. Mentre la TV, vedi là perché è tropicana, yeah. È tropicana, yeah. È tropicana, yeah. Avete ascoltato l'altra metà della radio.